Ben ritrovati, buon martedì a tutti. Di nuovo insieme qui a Diffusion, come ogni martedì, per parlare di argomenti che hanno una stretta attinenza con la quotidianità e con i vostri diritti. Lo facciamo questa settimana, come sempre, assieme a Paola Assini. Il tema della puntata sono le responsabilità dei genitori quando i figli sono minorenni. Buongiorno a tutti, grazie a Deborah per la linea e benvenuti a una nuova puntata di Dilex. Oggi affrontiamo un argomento molto particolare perché non compete soltanto gli diretti interessati ma soprattutto i genitori, ed infatti ci occupiamo della responsabilità dei grandi, quindi dei genitori, nei confronti delle condotte dei figli minori. E a questo proposito affrontiamo questo argomento che sicuramente desterà curiosità con i nostri due avvocati, l'avvocato Max Tarni, penalista in Forlì, e l'avvocato Pier Francesco Foschi, civilista in Forlì. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa si può dire di questo argomento che sicuramente ha davvero molta importanza? Ma guardavo il monitor, sì? Non ti sei invecchiato di un millimetro? Perché ci conosciamo da più di 20 anni. Scusa Paola, l'incipit è stato esaustivo. Ma ero rimasto colpito perché guardavo il monitor, perché oggi abbiamo un monitor bellissimo. A parte che hai una signorina davanti e dovresti dire Paola, non sei invecchiata neanche, invece ti rivolgi. Appunto. Non ha fatto un cappello bianco negli ultimi 30 anni, Beato lui. Beato lui. Però Paola ce n'è anche per te, nel senso, che cosa hai fatto tu da minore, cioè fino a qualche mese fa? Insomma, sono passati 10 anni da quando, sostanzialmente, ero una minore, però sì. Insomma, qualcosa di delittuoso lo hai fatto da minore? Di delittuoso volontariamente direi di no, però mi è capitato di avere dei problemi con il motorino, mi ricordo una volta che sono salita su una moto da cross e insieme a questo mio amico, per divertirci, abbiamo salito le scale del mio istituto, del mio liceo, rompendole. Ecco, quindi hanno chiamato la polizia e ci hanno preso i nomi, poi hanno chiamato mia mamma, insomma, delle discolate le ho fatte anch'io, senza intento, e ne hanno risposto a volte anche i miei genitori, ovviamente. Ecco, diciamo, quando sei minore di età, puoi fare mille cose, tutte penalmente rilevanti, e bene o male il diritto ti tutela. Perché bisogna distinguere se si ha meno di 14 anni o se si ha fra i 14 e i 18 anni. Se si ha meno di 14 anni si viene considerati inimputabili, cioè non sei imputabile, a meno che tu non abbia commesso un reato così grave che quando verrai assolto perché non sei imputabile ti venga applicata una misura di sicurezza. Ma questo accade solo per reati di una particolare gravità, l'omicidio volontario, l'associazione a delinquere finalizzata all'estorsione o ad altro. Quando hai fra i 14 e i 18 anni, il legislatore ti considera imputabile salva prova contraria, cioè possiamo considerare come penalmente rilevante una condotta e personalmente contestabile al minore, salva prova contraria, cioè a meno che non si dimostri che non sei imputabile. In questo caso la premessa è necessaria per aiutare anche i telespettatori che magari come genitori hanno minori sottoposti a procedimenti penali, per rappresentare loro che sono ampiamente tutelati. Quindi cuore di mamma stia serena, perché il minore che abbia combinato qualcosa è tutelato dal nostro ordinamento. Se ha meno di 14 anni non è imputabile, se è fra i 14 e i 18 è tutelato dal diritto penale minorile, dal Tribunale per i minorenni, che ha dei percorsi volti a così tutelare il minore anche sotto il profilo della pena, quindi non succede niente. Però questo per il minore. Ecco, quindi distinguiamo bene le cole. Il minore viene tutelato e ne risponde invece il genitore? Sì. Esattamente. Bene, allora spieghiamo. Allora, attenzione, aguzzate le orecchie e le antenne. Il principio base è civilistico, non penalistico, proprio nel codice civile è scolpito.
gli atti compiuti da un minore sono come gli atti compiuti da un incapace. Quando parliamo di un incapace pensiamo sempre a una persona che per problemi sanitari, psichici. Certo, non è capace di intendere e volere. Infatti ci dimentichiamo che per la legge italiana da un giorno ai 18 anni si è incapaci. Cioè il minorenne è incapace sotto tutti i profili civilistici quando compie qualunque atto, fa un contratto, acquista qualcosa, non ha una capacità, ce l'ha, vedremo poi per quali profili. Quindi la legge lo tutela perché per una presunzione legale non dobbiamo considerarlo un centro capace di sviluppare diritti, di acquistarli, di scambiarli con altro, cosa che spetta ad un adulto. E quindi per questa ragione sotto il profilo penale non è imputabile, perché deve ancora formarsi, perché il percorso educativo non è ancora completato. E dall'altro lato, sotto il profilo civile, non può darsi conto, dare valore a un atto, un contratto, una qualunque cosa fatta da un minore. Però il minore vive, esiste, queste cose le fa e interagisce nella realtà. E allora quello che fa, su chi si riflette, ha detto benissimo l'avvocato Starni, sui genitori. Sui genitori. Il minore il minore è come un animale da compagnia, è come dal punto di vista giuridico è come un cane. Eh sì, te ne devi prendere cura, come un cane. lo te ne devi prendere badare, cura, certo. e valgono le stesse regole che disciplinano la responsabilità del padrone del cane per i fatti del cane. Perfetto, Se mia direi figlia che fa il parallelismo è uguale. assolutamente perfetto. È un cane. D'accordo, bene. Perché allora, a parte gli atti, i contratti, quindi il fatto che non possa assumere obbligazioni, non possa fare contratti, mi ha fatto pensare proprio all'idea del... È meraviglioso, No, io fa veramente pensare l'avvocato Starni a un ha cane un suo modo di... o a una bomba atomica. Ha una Certo. bomba atomica in casa. Certo. Perché l'elenco a cui faceva riferimento al cane, c'è l'elenco dei fatti illeciti. Cioè, sorgono delle obbligazioni, in questo caso per i genitori, se comprano qualcosa, se acquistano, se firmano un contratto. Oppure da un fatto illecito, cioè tutte le volte che chi rompe paga, per capirci, questo è il principio giuridico che esiste fin dal tempo dei Romani, e quindi chi rompe paga o chi rompe con qualcosa di suo, col cane, col cavallo o col minore. Faccio l'esempio della bomba atomica. Scusate. Faccio l'esempio della bomba atomica perché in questo elenco sono gli articoli del codice civile che vanno dal 2043 al 2054 con la macchina, col cavallo il 2047, troviamo al 2050 l'attività pericolosa. Tra queste c'è stata una riforma, è stato introdotto anche l'esercizio di centrali nucleari. Quindi nell'elenco di, adesso non per scherzarci, ma nell'elenco di attività fatte mediante altri, mediante propri, si chiama per esempio la responsabilità dei padroni e committenti, quando è il dipendente, o da veicoli, o da animali, o danni provocati da minori di cui si ha la responsabilità. In questo caso parlo sotto il profilo civilistico, quindi come diceva l'avvocato Starni, il minore non va in carcere, cuore di mamma è tutelato, ma cuore di mamma paga sotto anche profili gravissimi. Il problema è che paga non tanto per quello che ha fatto sotto la sua vigilanza. Ecco, tendiamolo subito a definire. Uno pensa, controllo mio figlio, sto attento che al parco non rompa, non faccia qualcosa, se lo porto a scuola ci pensano gli insegnanti perché anche lì risponde alla responsabilità degli istruttori o altri, e quindi l'importante è che io lo vigili. No, non basta, perché il principio non è sotto la vigilanza, ormai il principio che si è diffuso ed è la base di tutto è che io devo fare tutto per impedire. Devo aver fatto tutto per impedire il fatto dannoso provocato dal figlio minore. Tutto non è solo guardarlo a vista, è avergli impartito un'educazione adeguata a non commettere reati o a non creare danni o provocare danni a terzi di cui io dovrò rispondere sotto il profilo civilistico, quindi pagando e risarcendo questi terzi. E qui si apre un mondo ampissimo di responsabilità. Anche perché appunto c'è l'ingenuità per la quale sono tutelati sotto un profilo penale che li porta però molto spesso a fare delle cose involontariamente ma anche gravi. A me viene in mente adesso tra i miei percorsi, perché poi ci ho ripensato. Sicuramente 1000 reati. Mamma mia, una Hai festa fatto 1000 reati. che avevo fatto in campagna dove praticamente ho subito la distruzione completa della casa in seguito a questi scalmanati dei miei amichetti, ma ero piccola. Fai ancora feste? No, la mia prossima festa sarà alle nozze, sarà assolutamente blindata. No, sono rimasta scioccata e mia mamma non sapeva effettivamente a chi rivolgermi, a chi rivolgersi, e alla fine le ho prese io, ecco, ha deciso di punire me, però
capitano anche queste cose. Sì, Quindi. allora cerchiamo di essere pratici. Allora, che cosa può accadere? Se vostro figlio minore, di anni 14 per esempio, il vostro bambino, si diverte a saltare sul pavimento e il vostro vicino, cioè colui che si trova sotto di voi, è disperato, il vicino ha diritto di denunciare il genitore per le lesioni colpose che egli sta patendo, cioè fra le lesioni colpose vengono fatte rientrare anche le sofferenze di natura psichica che ormai sono considerate come lesioni, perché tu, genitore, non solo lo hai vigilato male, perché in quella occasione non gli hai impedito di avere questo contegno, ma perché lo hai educato male. E attenzione, cioè sei imputato di lesioni personali colpose, non lo dico io, lo dice la Cassazione, che già nell'anno 2000, in un caso identico, perché io vi sto ripetendo un caso omogeneo a quello certificato dalla Cassazione, ha detto proprio questo. E continuamente disturbare i vicini di casa da parte dei bambini, quindi anche che abbiano 3 anni, 4 anni, 5 anni, è una condotta penalmente rilevante a carico del genitore, perché il bambino non è imputabile. Assolutamente. Altre ipotesi. Tuo figlio è con te, minore, e ti sta accompagnando, attraversa la strada in maniera disattenta causa la caduta di un ciclista. Questo ciclista muore. Bene, il minore, se ha meno di 14 anni, è inimputabile, quindi non subisce un processo. Se ne ha fra i 14 e i 18 subisce un processo innanzi al tribunale per i minorenni, ma tu, genitore, che non hai vigilato e che il bambino ti è scappato di mano, risponderai di omicidio colposo, perché non hai vigilato sul bambino. Oltre ad avere dei problemi sotto il profilo assicurativo, perché, qui parlerà l'avvocato Foschi, il genitore dovrà anche risarcire gli eredi del morto perché il bambino ti è scappato di mano, a meno che tu non sia assicurato, giusto? La cosiddetta assicurazione del capofamiglia. Che è da fare? Dalla nascita, dal Ma momento in cui assolutamente, nascono, perché ma scherzi, cioè, ti capita un mariuolo sotto, infatti, che ma a fai? parte il mariuolo, ci sono dei casi, il richiamo alla giurisprudenza penale ha degli omologhi del tutto analoghi anche in sede civile. Ed è molto altalenante, per quello che bisogna assicurarsi, perché non c'è un orientamento preciso su quando e come sia la responsabilità. Veniamo a dei casi pratici, per capirci. Il figlio minore che fa male a qualcuno, fa a botte col compagno di classe, si picchia nel cortile, oppure durante una partitella ferisce un compagno. Allora, come ne rispondono i genitori? Ci sono state delle oscillazioni della giurisprudenza che il problema risiede nella prova. Secondo queste sentenze il problema maggiore è quello che dicevamo prima, il genitore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, quindi non basta solo vigilarlo, perché se a scuola è ovvio che non ci sono. Questo vigilare e fare tutto il possibile per evitare il danno è avergli impartito un'educazione, dice la Cassazione, sana, no, dice rigida, proprio adeguata al contesto sociale, alle relazioni sociali che ha, al mondo in cui si trova. Insomma, i genitori devono rendersi conto, cioè è inutile impartire un'educazione da Amish o mormona, con tutto il rispetto per altre confessioni religiose, quando sono calati in una realtà dove ci possono essere conflitti di tutt'altra natura. Assolutamente. Bisogna attrezzarli in questo senso. Le sentenze, ci sono casi eclatanti, il ragazzino di 17 anni provocato dal compagno, con cui ha litigato, che gli spacca qualche oggetto e questo per reazione spacca l'oggetto, parte una scheggia e colpisce all'occhio l'altro. Cioè, attenzione, non colpisce il compagno, indirettamente. E il problema della Cassazione è capire qual è la prova che i genitori abbiano dato un'educazione adeguata, perché o andiamo a vedere che scuola ha fatto, dove lo si è mandato, che ambienti gli si è fatti frequentare, talora la Cassazione dice che basta questo, a liberarsi dalla responsabilità, talora invece, guardando non all'aspetto soggettivo ma all'aspetto oggettivo del fatto, l'aspetto materiale, dice se quello, anziché far partire una scheggia, gli ha dato una martellata in testa per quanto provocato, l'atto in sé è talmente grave che ovviamente implica una carenza educativa dei genitori. Per cui se uno ha reagito con una sberla al pugno dell'altro è una legittima difesa, però la Cassazione dice che bisognerebbe avergli impartito la capacità di trattenersi. Però ragazzi, questo è veramente nel borderline, allora, perché effettivamente se io rompo un bicchiere e colpisco nell'occhio qualcuno per reazione, non è sicuramente, cioè nel senso, in magari quel caso non è sicuramente, però... no. In quel caso la Cassazione ha detto che la reazione era spropositata, che il ragazzo di 17 anni e mezzo, quindi non di attenzione, quello di 10 invece furono scagionati i genitori, un bambino di 10 anni che sotto casa, nel percorso casa-scuola, per diletto, tira un sasso contro una vetrata e colpisce quello che si trovava all'interno,
Questi sono i due casi eclatanti. In quel caso i genitori furono scagionati perché era un comportamento talmente fuori dalla norma, dall'educazione, dal contesto in cui si trovava, magari l'aveva visto fare in televisione, e allora i genitori non ne hanno risposto. I genitori di quello di 17 anni che spacca la racchetta da tennis e parte la scheggia di legno e colpisce l'altro, ne hanno risposto, perché uno di 17 anni e mezzo deve sapersi contenere, secondo gli insegnamenti dei genitori. Quindi la risposta finale era quella iniziale: bisogna assicurarsi. Assolutamente, quindi l'importante è assicurarsi, poi quello che ne viene, però sono situazioni veramente da dover affrontare nello specifico ogni volta, perché infatti questo è il problema. Ecco, una reazione anche a una provocazione può avere delle conseguenze assolutamente involontarie, cioè io non credo che se per rabbia una persona rompe un bicchiere, rompe una racchetta e parte una scheggia, effettivamente l'intento si possa imputare ai genitori, che può essere una reazione del momento. Quindi su che base ci si poggia per dare effettivamente responsabilità a qualcuno? Ma la valutazione, la valutazione è veramente complessa. Qui stiamo trattando argomenti veramente complessi. Bisogna cercare di semplificare. Cioè, il fatto che venga un fatto commesso dal minore non libera da responsabilità il genitore. Punto. Benissimo, allora mio figlio rompe una racchetta, il suo compagno che riceve malauguratamente la scheggia perde un occhio. Responsabilità dei genitori, cosa succede? In sede penale bisogna vedere l'età del minore. Se ha meno di 14 anni non è imputabile il bambino, se ha fra i 14 e i 18 è imputabile di lesioni personali colpose e sarà rinviato a giudizio per quel reato. Ma il problema è nella valutazione se quel contegno del minore che spacca la racchetta è un comportamento isolato nel tempo, non quindi sintomo di una educazione volta a sostenere comportamenti criminali e aggressivi, oppure in questa seconda ipotesi valutato, ci sono strumenti che sono di valutazione di merito, testimonianze e quant'altro che sono utilizzati in questo senso, una volta che hai verificato che il minore ha quel comportamento perché è il frutto di una violazione di un obbligo di garanzia da parte dei genitori, cioè del disinteresse dei genitori, anche i genitori sono chiamati a rispondere a titolo colposo dell'occhio perso da parte dell'amichetto, ma questo è un problema che aiuta a risolvere il problema moderno del bullismo. Assolutamente. Cioè, perché molto spesso o si è vittime di bullismo o si è autori di bullismo e i genitori sono quindi o i genitori di chi subiscono il bullismo o di chi invece provoca il bullismo. Attenzione a tutti i genitori che sono in ascolto, il bullismo si riflette su di voi. Cioè, se un bambino di 7 anni ha un comportamento tipico del bullismo, cioè una condotta reiterata, la Cassazione ha rappresentato che è possibile il concorso colposo nel delitto doloso, cioè il bambino di 7 anni che picchia reiteratamente i compagni di scuola è inimputabile anche se commette questo reato doloso perché ha meno di 14 anni, ma tu genitore rispondi di lesioni personali colpose, quindi tu genitore che subisci questo comportamento, tuo figlio viene vessato da bullismo, puoi querelare, devi querelare il genitore del bullo ed egli sarà responsabile e cosa penalmente. Succede? Penalmente quindi rischia si becca cosa? Una condanna. Bene, soldi o va in galera? In galera è difficile andare per delle lesioni colpose. Bene, colpose nel senso, se malauguratamente questo bambino uccide, cosa succede? Cioè, sino a quanto rischia un genitore per colpa, tra virgolette, omicidio del figlio? Omicidio colposo ha una pena che va da 1 a 5 anni se non aggravata, quindi tecnicamente se il mio figlio bullo a forza di sbattere la testa sul pavimento dell'altro bambino di 6 anni, e questa è una sua manifestazione di aggressività che nasce da una disattenzione reiterata nel tempo dei genitori nell'educazione, io genitore posso rischiare una condanna fino a 5 anni di reclusione per omicidio colposo, anche se il bullo ha voluto uccidere volontariamente il bambino. E non c'è invece la possibilità di rinviare, per esempio, un bambino sotto i 14 anni commette un certo tipo di reato molto grave, non c'è la possibilità di rinviare la sua pena all'età ammissibile per il riformatorio, per esempio? No, viene assolto e viene applicata una misura di sicurezza nei casi più gravi che è il riformatorio giudiziario, che comunque è una pena molto severa. A parte il riformatorio, ecco, da tenere presente che oltre a responsabilità penali e civili, anche se non si va in riformatorio,
quando accadono episodi di questa natura sono così eclatanti che intervengono anche i servizi sociali. Cioè i genitori non solo rischiano di vedere condannato il figlio o essere condannati loro, dover pagare molti soldi, rischiano di perdere i figli, perché di fronte a episodi del genere i servizi sociali intervengono, raccolgono informazioni dalla scuola o da altro e comincia a essere attivata una procedura per dire quel figlio è adeguato in quell'ambiente familiare, Certo. cioè cominciamo a dividere. Rispondo all'altra tua domanda che facevi prima, dicevi ma come? Ma io devo pagare per... E il quesito è per quello che c'è un'oscillazione in giurisprudenza, perché tuteliamo i genitori del bullo o del bambino disattento o come dicevi tu tuteliamo la vittima, cioè quello che ha perso l'occhio. Cioè, la Cassazione oscilla tra questo e l'altro perché non stiamo guidando una macchina dove c'è un'assicurazione obbligatoria. Certo. Chi paga quell'occhio, chi paga quel dito, quella cosa? E quindi spesso la Cassazione nel dover scegliere tra uno e l'altro aggrava un po' più le responsabilità dei genitori per dare comunque una tutela economica se non sociale alla parte Alla lesa. vittima. Alla vittima. Benissimo. E sarebbe un discorso da veramente da molto srotolare in miliardi di puntate, perché fondamentalmente quasi tutti siamo genitori o comunque lo saremo, quindi è bene assolutamente avere le idee molto chiare. Innanzitutto invitiamo tutte le persone responsabili e a livello giudiziario soprattutto perseguibili a stare molto attenti a quelli che sono le persone appunto di cui si prendono cura, senza fare terrorismo, però dateci uno sguardo, anche perché sempre più spesso i ragazzi assumono atteggiamenti adulti senza avere però le basi per poterne prevenire le conseguenze o affrontarle dopo. In questo senso insomma cerchiamo di sensibilizzare anche i nostri telespettatori. Intanto io ringrazio tantissimo l'avvocato Max Tarni e l'avvocato Francesco Foschi per il validissimo contributo. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao! E allora siete stati attenti, avete preso appunti, mi raccomando, se avete poi delle domande da fare ai nostri legali potete inviare una mail a programmi@di-tv.net. Questa puntata si chiude qui, io vi do appuntamento a domani. Come ogni mercoledì andiamo a farci belle e belli al Palace di Imola. Tema della puntata di domani è l'applicazione delle ciglia finte e l'ossigenoterapia per uomo e per donna. Ciao!